A Nissa, lo mercat de calena es letterari. Cada premier vendre do mes de decembre, la sala do Trident es clafida. Prova che l'associazione dei professori de lenga regionali e l'associazione Nissarte per Tugiù ha avuto la buona idea di mettere alla ONU gli scrivant in lingua nostra e l'editor regionale. Depuis 3 ans, è in aquel mercato che si trova un regalo di calena il mai intelligente e made in aquí. Alors Jeff, non puoi presentare che ce qui s'y passe aquí et Doncia? Sia Nissarte per Tugiù, donc la maillon culturelle di Nissarte per Tugiù si suona lo Trident. Il y a un moulon de cavo qui s'y fait cada an, cada settimana, cada mes. Fa già 6 anni che siamo in Liberté. Donc c'est la terza édition do mercat et la toca d'aquel événement est de mettre en valeur l'auteur, l'association, l'éditeur Nissarte per far vivere un po' la lingua scritta, soprattutto in quell'epoca di calena. Va più bene di comprare un libro a Nissarte che di giughette fabbricate dai piccioli asiatici o di cava come E a quest'anno è il tema, l'originalità? L'originalità da quest'anno è di fare un festival di un libro sull'oralità. Abbiamo convidato des monde qui ont écrit des chansons ou des livres sur la musique occitane. Donc à Berardo per le livre sur le Delphine, Elisabeth Bandanelli qui a travaillé sur des comptines, des créations des comptines à Nissarte, Camille Martel, musicien et journaliste à Fin, et le théâtre Nissarte de Francis Gag, conosciut et la radio de Tanta Vitorina. E l'avenue da quel mercato, come lo vedi? Alors, sai che l'avenue passera per una San Michele in qualche luogo che sverca qui sia un po' all'estretch, credi che potem più fare rientrare dei mondi, il y avait des mondi all'escalinade. Donc, il y a un lieu un peu plus central à Nice et un peu plus grand. Bessai è l'ajuda della mairie o del Consiglio Generale Regionale come vuole, ma credi che abbiamo qui fatto Cocarén, abbiamo provato su 3 anni che è Cocarén che marcia, e beh, come lo francese, lo Nissarte ha bisogno dell'aiuto della Francia. Per il momento avete dei mesi per lavorare? Per il momento lo facciamo tutto sulle nostre terre, che si guida per l'organizzazione, lo grafista che è qui, tutto il mondo, ma è vero che è un po' di più e fin di reclama mai grande, potremmo avere mai del mondo, credo. Alors Camille et Martel, alias Yellow, membres de tous les combats, les peigneurs de girafes, c'est un groupe de chansons Fouesse Band au de Montpellier. Finché è mai. Ratamar Party è un projet à Montpellier também, Lan Solo também. Un fin de projet musical, un gros c'est un musicien, mais professionnellement c'est un journaliste. Et j'espère que si vous vengu, est tout sert à Nice pour présenter des livres qu'elle écrit. Elle coumesse, comme se dit, du monde merveilleux de la littérature. Come si invita all'Occitante? Il y a aussi un insu de militant occitaniste. Mais les gens s'y sont incontrés et à Menduna on fait ce qu'il fallait faire et donc on fait doit aux enfants dont il y a. Et donc qui après à Menduna Mission dit que ça il aussi temps pour y être intéressant à l'encore per les filles per passer le bac per avoir un diplôme à la fac per avoir un travail et qui donc Mission dit ok ben aussi temps et Zidane il perd encore donc il fait aussi temps. E fin che viene presentato un premier livre qui se suona Massilia sans système, la façon de Marseille, qui est sorti en 2014, en code des éditions Le Mot et le Reste. Et là on travaille. Donc pour les 30 ans de Massilia sans système, qui est festejé un 30 ans en 2014. Donc c'est un an de travail, de compilations, d'archives, d'entrevistes, mais les membres du groupe, mais les gens de son entourage, et même d'autres musiciens de la scène alternative, même de la scène rap, des gens comme Akhenaton, du groupe Ayam, des gens comme les Sai Sai, le groupe de reggae parisien, também un film des mondes. Massilia sans système en café sem pagina, donc c'est bien. Le second livre est sorti en octobre passé, en 2016, en collaboration avec un journaliste qui s'appelle Jordan Saïssé, qui est de Daoud, qui est basé à Marseille. Et donc, ce sont de musiques occitanes, au plural. Et donc, c'est une anthologie, un 5 disques
des disques importants, notables, subjectivement intéressants. Display les années de 70 di funk away de la musique en occitan. Donc qui est une anthologie, une sorte d'anthologie qui entre dans une série, encore un peu des éditions Le Mot et le Reste, qui en fait toute une série de livres alentour de la musique bretonne, de la musique expérimentale, du rap, du rock'n'roll et tout ça. E dunque l'altro all'estremo oriente dell'Occitania mi sembra che ti avevi già mai visto, e che pensi di Nisa do Mercato della giornata? Des nuées, per mangiare alla Madeleine. Ah ouais. Voilà, qui est le quartier de Nice et Tatou, de Massilia. Donc on a un excellent souvenir, parce que si on mange, mais figurez mon souvenir de Nice. Donc la seconde venue à Nice, est-ce que tu avais bien mangé, avait bien bégu, et avait un peu visita quand même, donc heureux bien. Ma qui t'a nous senti à Nice. E c'est sta fulgurant, fiammeggiante. E a che mercato? Ah ben m'agrada. Écoute, il y a quand même 12 micros pour dire des coups devant nous, si on comptait. Surtout quand il est venu, il fume des livres, donc si on camarade, il comptait. Bon, grand merci. Io sono Sergio Berardo, tifoso del Toro, e insieme subito del Nissa per un sentimento frairal verso questo equipo. Sono un suonatore di violo, la violo è un sogno, esatto che i francimani sono via la rue, è lo strumento totemico, è lo strumento rappresentativo, paradigmatico della musica tradizionale delle vallate occitane dell'estate italiana. Dio dell'estate italiana perché per me l'espace Italia, Francia, del canto dell'alto della montagna sono pas dei paesi differenti, ma sono dei paesi occitani. Il paese nostro, come il paese Gabon, come il paese di Nice, sono i paesi che parlano la stessa lingua, che hanno la stessa cultura, sono i paesi fraili. Presente su un libro e un cueil, e perché potete dire che Ludolfin ha rivoluzionato la musica occitana? Ma perché Ludolfin a parlare al cuore della gente, ha toujours parlare al cuore della gente occitana, di una maniera serrata ma diversa per tutti, e cercando di far vivere la musica di una società occitana, pas la sepsi del mondo della musica trad, delle cose pareille, ma di la vita di tutti i giorni. E si è il primo che ha smesso di chitarra elettrica? Beh, diciamo, hai aiutato la musica che mi avevo sempre ascoltato, la musica, si ascoltavo rock and roll, e la musica si del tempo del punk, e ascoltavo questa musica, ero stupido di far finto, di far sembrare di essere in pastre, come dice Udran, in pastre del secolo XIX, perduti nell'Arcadio dell'Age dell'Or. No, io sono in un tempo e vivo la musica occitana come se vivo in un tempo. Io insegno questa cultura. E il libro che presenta stasera, in due moti, è la vita di tutta cosa? È la vita di Ludolfin. È libro e CD, malheureusamente si scrive in italiano perché tutto il pubblico è italiano, tutti non si capisce abbastanza, e contiene la storia del Ludolfin, la storia del sua maniera di intendere la musica, della vivere, della fare, della tramandare, dell'inventare. Voilà. Bon, ben, ti ringrazio e viva. La Carlotta Rubini, la militante de l'Institut des Studi Occitans, IEO 06. E cada un viene a fare un mercato? Ah ben, depuis qu'elle existe. Et je suis venue invitée par Jérémy et tu, et à quel de Nissar Pertuju. Ho presente des livres en occitan ou en bilingue, mais de tout amène. En Nissar, en provençal, en languedocien, tout à coup. Des CD, fin toute la production des autres départements qui font au carré de la musique, et présente tout à coup.
per transmettre, hein, c'est pas tellement per faire des sauts.